Buonasera, Wagyu, siamo in onda, credo. Buonasera soprattutto a tutti quelli che dicono che faccio tardi quando faccio diretta. Ecco, questo è il mio schiaffo morale che do a voi perché sono le 21:30 spaccate e quindi stasera vi tutto uguale perché sono stato molto molto preciso e scusatemi sempre se purtroppo non so cazzo mi ha la webcam buona, quindi questa webcam non solo fa schifo a livello, faccio schifo pure io, ma questo è sotto però questa webcam mi fa ancora più schifo, cioè mi fa ancora più schifoso a me. Però la cosa più brutta che ho in questa webcam è che mi si vede, cioè non mi si vede il collo, io ce l'ho il collo, lo faccio vedere, eccolo qua. Cioè, però in questa webcam, essendo che ti fa una zoomata praticamente proprio che sei capaint, allora pare, cioè, vi potrebbe sembrare in alcuni momenti di stare vedendo Maurizio Costanzo, ma non è così, sono sempre io, quindi non è Costanzo. Niente, cominciano le chiamate su Facebook, Antonio Drogba Pellegrino, che veramente ci ha fatto un buchino, scusatemi la rima, però è voluta e all'anime che vivando. Io ti saluterò, però abbi un attimo di pazienza e non a cominciare a chiamare perché sennò poi cominci tu a cominciare dall'altro e facciamo una live improntata sulle iastemme e quindi non mi sembra il caso. Allora salutiamo. Io è la seconda volta che provo a fare questa nuova metodologia di saluti, cioè che praticamente va a pigliare coppa, mi segni più un coppa a chilo fuggitiello perché veramente era diventato un consumo di carta di proporzioni proprio immani e quindi stavamo disboscando la giungla, non mi sembrava sul fatto che se ne c'ho un modo là mi fa c'ho un quaderno che abbiamo fatto 2 anni live, questo è il secondo anno, forse il secondo anno e mezzo che mi sta chiamando mamma Stefano Masi, ecco qua faccio vedere, ecco qua Stefano Masi da Latina, che è una latrina appunto, e stavo dicendo no, io oggi ho consumato un quaderno sana, e quindi poi un quaderno mi costa €1 e quindi siamo sempre nella teoria dello sparagno, quindi se mi metto a consumare un quaderno ogni 2 anni e €1 ogni 2 anni va a finire poi fra 50 anni avrò speso non so quanto perché in matematica non so un po', ecco visto poi vedi grazie ad Antonio Pellegrino qua come ce n'ha fatto quanti mongoloid e a chiamare tutti quanti, vedi questo è Alberto Varchetta, un altro mongoloid che chiama, purtroppo voglio vi piace far su fatta a voi, quindi dovrò spegnere Facebook. Quindi mi dispiace, non potrò salutare le persone di Facebook perché per colpa di qualcuno che mi fa come purtroppo l'ha già tenuto forza appicciato Facebook che devo salutare i guaglioni che stanno in coppa a Facebook, quindi cioè chi me l'ha scritto no, da Facebook, ecco perciò ha già tenuto a forza appicciato, mo che mamma vostro questo, questo voglio dire. Allora scusatemi se ci sono le vostre madri che in questo momento stanno vedendo la live e stanno dicendo lì stai sboccato, ma signore capitemi che io mi fanno andare in difficoltà, io non ce l'ho con voi personalmente e ce l'ho con loro, però tu dici allora perché mi piglio con me, dirà la mamma di qualcuno lì in onda, perché si dice a Napoli, no? Si dice sempre, non so che veramente uno se la prende sempre con la madre, anche, anche Emanuele Calmo. Vabbè, allora facciamo una cosa, tutti quelli che mi chiamano io non ne saluto più, perché se no giustamente io non solo li saluto, potendo pure il loro momento di notorietà che la già nominamento mi chiamano e quindi mi chiamo d'accordo. Vabbè, io vorrei passare ai saluti se riesco e quindi sto cercando un po' telefoni che si dicendo che non consumando più fogli, da Manuel Calmo all'anime di destra vecchia se mi fai chiamare, se mi fai rispondere se mi fai leggere i messaggi io saluto volentieri. Allora partiamo con scusate ma perché mi fai ingrippare, già sono muscici no telefono, tengo il telefono che fa schifo, ci sono 3 ore per cercare i commenti e tutto sapere. Mi complicate un po' la vita, mi complicate un po' la vita a finire proprio un po' cazzo e le tutte cose a mezzo, quindi non mi complicate la vita che già è complicata di per sé, pure perché quando già si sta scaricando pure la batteria lo portatile, aspettate un attimo, se mi parte tutto che cazzi, allora aspettate, oggi mi sa spina che sembrava, credevo che ci stesse già e invece non ci stava spina. Allora
Dai, voglio salutare, sì, mi faccio il seguito, non si conta, ecco qua. Allora, saluto a Michele Centanni, perché mi ha detto saluto un c'ero, poi c'è sta Alessio Giusi Graziano, Alessio e Giusi, no, sono due persone, sono una coppia che hanno il profilo unito, Manuel Calmo che è una latrina, che lo mai chiamate, eccolo qua, Fabio fai morire sempre meglio, ma tu invece si una mappina, e poi andiamo a salutare quelli che mi hanno scritto invece in, nei commenti. Scusate, il mio solito come si dice, non è tosse, ecco, quando mangio non so perché, ma viene sempre a fa così, infatti do sempre fastidio a tutti, ma vabbè, chi ci sta più? Andrea Fericiello, Giovanni Omega, Giacomo Lauro, che saluto pure a loro. Purtroppo poi tengo una novità in coppa a Facebook, poi c'è Erika che è la mamma di Facebook, quella è lei la madre superiore proprio a livello di casa a merda, proprio i packer. Cioè, non so perché non so se vi capita pure a voi, ma su Facebook a me risultano solo gli ultimi commenti. Cioè, all'improvviso, però, ogni tanto, c'è usciti picchi a Facebook e risulta solo i, gli ultimi commenti. Quindi, mo volevi a salutare, perché per forza mo non fa sprecare i fogli, mucca chi è vivo, perché non mi vogliono far leggere, come fanno tutti i cristiani, perché tutti i cristiani che fanno le live sicuramente fanno, non si mettono a fuoco come faccio, ma lo faranno su internet, vanno a leggere no, tranne io che purtroppo questo fa su fatto tecnologico, ma penso che non fatto il fatto, ma non lo riesco a fare perché purtroppo tengo cesso sul telefono e tengo la mamma di Facebook che è contro di me, questa donna, in già fatto niente da sta femmina, non so perché, forse mi vuole, non lo so, sta mamma non so, vuole stare con me, ma io sono sposato, signora Facebook, non posso essere vostro. Vabbè, comunque stiamo passando a breve. Allora, i saluti. Andiamo a finire più comunque, si dice manca quindi stiamo ancora a fare saluto. Allora. Jenny Pisani, eccolo qua, lo saluto. Angelo Muzzillo, Smile, pure lo saluto pure a lui. Chi si chiede? Salutami Lorenzo Migliaccio, grandissimo Lorenzo dalla Svezia, lo dico sempre perché lui veramente sta in Svezia. Gina Campana, salutami e mandami un bacio. Gina Campana ti manda pure un bello bacio. C'è chi Gianni Omega che cerca di essere puntuale, ma infatti sono stato. Chi c'è sta più? Lorenzo Calò, grandissimo Lorenzo Calò da Bagnoli. Valentina Catazzaro ma come c'è dato con questo esci il link, pensavo escilo come l'ha dato volevo farci io Pappaval. Ci vediamo dopo Matteo Delle Cave, a posto io questi credo che siano i saluti. Ah no, Antonio Pellegrino Drogba e Nunzia la Sartulella che Nunzia stavo scherzando prima quando citavamo Antonio, io so che ci sei anche tu in linea. Ti saluto, poi ci sta pure Manuel Muto e Nicola Menale, scusate che Nicola Menale mi aveva detto in un messaggio una cosa, cioè stasera puoi fare gli auguri a mia sorella Maria per i 18 anni, grande Maria, auguri per i tuoi 18 anni, mi fa piacere, un regalo però non lo faccio perché sennò andiamo a Funan e non è bene. Mario Cantone pure lo saluto che dice scusami per l'assenza, ma non ti preoccupare Mario, non è stai sereno, non sta mai a scuola e quindi non ti preoccupare. Allora vado a cercare il link pure io perché non lo tengo e quindi vado a vedere chi ci sta sulla chi ci sta lì in coppa YouTube, ma purtroppo non mi fa cioè non mi fa lì, cioè così pazzo. Io penso non posso vedere il link in questo momento perché non mi fa cioè è assurdo. Io penso, cioè, per questo fatto di messi dei commenti che sto dicendo che non mi fa leggere i primi commenti, io il link della diretta lo metto nel primo commento e poi ci clicco sopra e mi collego pure no, coppa diretta per vedere i commenti per leggere i vostri commenti. Ma a me Facebook non mi fa leggere i primi commenti, cioè proprio il più importante, quello là più importante per me. E quindi dopo subito affidiamo a pagina mia il live del lunedì 81esima puntata, il ritorno del pigiama grigio, perché poi tra il lusco e il brusco, non so se siete notati che mi si è dato questo pigiama, lo ricorderà morta fama. Scusate un attimo. Penso fatta la voce amica. Eccolo qua. Stavo dicendo, chissà se lo ricorderanno, morta in fama, ecco, se lo ricorderanno, ha dato la voce amica.
parte che tenga una voce proprio brutta, io che non so come facete a fare i video miei, che veramente tenga una voce che non si può sentire. Comunque l'ho a posto, sto su YouTube. Che pure dice, questo pigiama lo ricorderanno i primi live-isti, chiamiamoli così, quelli là che all'inizio quando facevo il live si sempre su pigiama, perché poi faccio i live e quindi sono con pigiama. E quindi questo è il pigiama grigio topo, il famoso pigiama grigio topo. Eccolo qua. Il mio cazzo invece la sua chiamata è ben accetta perché lui è tradizione in questa live, lui deve chiamare perché anzi noi se non chiamasse ci preoccuperemo. Quindi caga mio cazzo ha chiamato abbastanza puntuale perché queste sono è l'orario in cui chiama. Allora possiamo iniziare. Io subito vedo Alicmo Bastone, eccolo qua. Buonasera, come sempre, buonasera che la zizza appesa la mamma YouTube, eccola qua, sempre nominata, questa signora che purtroppo è una periodo e non ci possiamo fare nulla, però stasera è stato più periodo che la lei Facebook, lo devo dire. Vale Catanzaro, buonasera e buonasera a tutti quanti, grande Vale Catanzaro, buonasera a Licmo Pastore, ormai vi salutate fra di voi, siamo una confraternita. Stefano Masi, buonasera Fabio a tutto quanto, grande Stefano che pure lui ha fatto la chiamatella su Facebook. Poi Stefano aveva detto in settimana, ma avevi scritto a Facebook, ho delle domande per te, me ne sono preparate addirittura, e quindi aspetto le tue domande Stefano con molta come si dice, con molta aspetto le tue domande e con molta Vale Catanzaro, visto che mi hai salutato già, ora posso chiamarti su Facebook. Pacos, ce lo fai, rifai la faccia quando ho visto la scimmia, maronna, mi voglio che la scimmia è stata tremenda, infatti faccio pure la fotografia ieri sera, e sta scimmia che a me mi traumatizzò, ma non è che cioè, ieri piccino non capivo niente, no? quando mi facevo la fotografia su questa scimmia, però mi ricordo che avevo paura, perché quando uno tiene 5 anni, 4 anni, non mi ricordo quanti anni avevo quella foto, tu vedi una scimmia bella buona, cioè, la foto quando è te, non sai nemmeno che è una scimmia, no? Forza, lo sai, virus. Cioè, non so se ci credere per me, forse è una creatura, pensavo fosse una creatura brutto, no? Allora sei un poco traumatizzato e poi non mi fa fotografie con scimmia, però mi ricordo, ma molto lontanamente perché sono passati 100 anni, cazzo fotografo, forse sai che il fotografo che hanno un anno fa soldi, no? E quindi se va a buscare 5.000 lire, padre mi manca la voleva fare questa fotografia a scimmia, però chissà forse a buscare 5.000 lire e cagavo cazzo e già faceva come una certa foto su scimmia, non sapendo che all'anima la bucchina mamma, no? Perché cioè, tu traumatizzano una creatura, no? Per 5.000 lire, non è grande mappina, perché questa è la tipo, giustamente, padre mi ricordo che proprio Mauro fa fotografia, ma chi lo fa su, mi piglia la scimmia, ma otto in quello, e quindi che mi fa vedere un po' i soldi a che ti fanno arrivare, no? Vincenzo De Lucia, buonasera Fabrizio caro e buonasera a tutte le case cadute. Valentina tengo fino a crotone e trovo un cazzotto in capo. Allora, buonasera Fabrizio caro e buonasera a tutte le case cadute d'Europa. Eh sì, perché sta pure Lorenzo dalla Svezia, quindi siamo abbastanza europei. Sono passato solo per un saluto a Geoff Fana Fest, ma vi dovevo salutare, grandissimo Vincenzo De Lucia, veramente un grande, cioè, saluta, se ne dai, però saluta, cioè, vedi che gesto. Vincenzo, sei un grande, io ti posso solo dire questo e ti ringrazio a nome di tutti. Gina Campano, ho conosciuto un ragazzo a Campobasso, si chiama Gianni, mi ha detto che è il tuo vicino di casa, ma Gianni, se non credo che sia Gianni Jesu e sa fi cugnom, e sti caso o quinto piano, se è quello che penso io, poco, cioè un po' no, 45 anni più o meno, non so, te ne capi un po', cioè un po' mettendo proprio, un po' quei pochi che c'ha, ce l'ha Ricci, non so, Gina se è lui, o fammi sapere. Il contatto dell'MD, no, chi sono i contatti dell'MD, però si chiama Els, però della fotografia dell'MD, c'era una bruttissima notizia, l'MD del mio paesino è stato cambiato con il Carrefour Mannaggia, e mo stiamo protestando con l'hashtag Pride for MD. No, ma a parte che cioè, aspetta, no, no, ma fammi capire adesso paesino tu perché poi vediamo subito purtroppo dobbiamo intervenire perché ne esiste proprio che Carrefour ci fa chiudere, no, è una cosa io spero che sia uno scherzo di cattivo gusto tuo e poi questo po' cazzo mi dice a fare, non mi fa sta male, no? Io mo so come c'è una diretta, dopo un quarto d'ora mi metti questa tensione che non è facile poi da gestire in diretta. Alessio Enigma, mo finisce novembre, quando fai sulla una casetta, hai ragione. La batteria quando fai le live la batteria è sempre scarica, come mai chi ti si strafugato, no? Infatti mi fate 3 domande in una che mo ti rispondo una alla volta. Allora la casetta, ti dico proprio la verità,
te lo giuro, guarda, veramente non so. Venerdì mi sono detto che voglio con Raffaele, con Carmine Miglia, e poi organizzare sulla tour. Vabbè, ok, facciamolo sabato, lo dobbiamo fare questo sabato qua. Se non che è successo fatti Parigi, no? Io metto in divano mi puro che non è facile, quando cioè non è facile, uno come me che fu struzzo, no? Parliamoci, non è mai facile poi gestirsi, perché tu dici ma metafora tu, stanno a sigliare l'uno, no? Mi sembrava un poco, come si dice, poco, no, come si dice, poco ortodosso, chiamiamoci perché mo è un termine, no? Cioè io mi metto a fare un video sabato, dice Roglio, allora ci vediamo a Caserta, allora dice ci sta la guerra, e qui non mi sembrava tanto bello, mi dispiace, oggi proprio c'è sta una sfortuna per questo fatto di Caserta che là da aiuto, mo sta la guerra e quindi l'hanno cercato, cioè non lo potremmo fare sabato, questo voglio dire. Però io spero che per fine novembre, forse dicembre, comunque voglio, cioè, sto cercando da succedere, non faccio una casetto veramente a dare una guerra, che cioè, comunque è una delle cose che dobbiamo organizzare. Quindi più presto che possiamo, se non veramente succede qualcosa, facciamo una mando un'altra tua parodia musicale, ti ho conosciuto con le parodie. Allora, Manu, io sinceramente ne ho scritto due, per fortuna ho scritte due già da un po', solamente che una a Sam va a cominciare, già l'abbiamo cominciato a fare, però purtroppo abbiamo aspettato poco tempo, perché poi capirà perché, e quindi è una questione di tempo, è una questione di tempo in due sensi, quindi è poi un'altra che invece si potrebbe fare un po' più prima e a magari un po' così si riesce a fare così perché era un po' deciso di farla comunque mi piace, l'ha scritto ma prima no. Antonio Coscia, lo sai che Maurizio Costanzo si sta aprendo l'MD, ma Costanzo a poi il Maurizio Costanzo non voglio tutta seccia, ma comunque è abbastanza vecchio. Vabbè, cagami cazzo, ce l'ho solo io, ti posso fare sti squilli, come si permettono di stare, ma hai ragione, cioè, voglio, cioè, come si belle buono, oddio, noi siamo democratici, tutto, però cagami cazzo, è l'unico che ha questa licenza di chiamare, io mo sono pure stata a casa Caruto che non nominerò, perché oggi capito che si nomino, voi a Roppi che il man no, chiamo pure io così, quindi non vi nomino. Domenico Iadde Rosa, se Fabri a tutte le case cadute, sti cazz, iPhone 600 euro e pass, e poi un su cazzi rapino video YouTube. Vabbè, ma non è colpa dell'iPhone, non credo che 600 euro penso che tarapa pure i bottiglie di champagne nell'iPhone, credo. Perché che cazzo, no, io prendo poco perché se hai problemi che non ti apre YouTube, tu devi entrare da Google, cioè tu arapa Google e potrai scrivere YouTube e poi fai questo percorso così, perché a volte l'applicazione di YouTube proprio non si arapa perché è proprio una ladrina e quindi è quello il problema. Allora vado un po' indietro perché mi sono reso conto di aver saltato tantissimi commenti e poi voglio vedere una cosa, per sfizio mio sempre, vedere quanti ne siamo perché io mi sembra 30, io mi sembra pochi. Io pensavo che questa cosa di farla in martedì era un poco meglio. Invece se sa proprio non è fatto come altri lunari, è proprio un fatto che non c'è sta poca fa. Vabbè, comunque, vabbè, ci salutata a cosa, cazzo. Stefano Masi, Fabri, ti sei accorto che sei arrivato a 40.000 iscritti pure da un bel po', che ne pensi? Io sinceramente non ci tengo proprio a sta cosa, ve lo dico, ma già la cheat, forse sicuramente qualche altra cosa. A me non mi interessa, non mi interessa degli iscritti, dei seguaci, dei mi piace, tutti questi quelli cazzo, non me ne fotto, io per carità, però perché se stai da sti cose penso che ti distoglie un po' dalle cose che devi fare, no? Quindi a me non mi interessa, mi fa piacere, però, cioè, ma non è che me ne fotta assai, a me mi fa piacere i video, mi fa piacere che uno sia vero, ma non è che ci tenga a queste cose. Gina Campana no, ha 22 anni su Facebook, si chiama Gianni Lion. Allora si casi tu palazzo misto Gianni Lion, ti dico proprio la verità, non ho proprio idea. Forse non abita nel mio palazzo, forse, cioè vire buono che lo dai perché nel mio palazzo Gianni Lion, guarda, non mi viene in mente questa cosa, e poi ci conosciamo tutto, ma un po' strano. Giuseppe Di Palma, cioè, l'anno fa il 7 mattina su fatta la diretta, sì, sarebbe anche una cosa diciamo, che la fai solo tu il 7 solo tu il 7 mattina, ma radi il 7 mattina questo fa. Vale Catazzaro, c'è lo Salvo Sibillo, saluto a te e a tutte le case cadute, non può seguire la live, grandissimo Salvo Sibillo,
Lo saluto pure io e vabbè. Gianni Omega, Fabrizio si è accorto, no, Gianni Omega, ma poi con Paciolla come è andato a finire? O signore tu lo io paccaria. Sì, no, perché su fatti Paciollo, mi ricordo non so se avete visto, che settimana sono chiudendo anche la trasmissione Alberto, un amico mio, la trasmissione di Napoli, che si parla per Napoli, questo signore che ha agito Paciolla, perché poi ho visto una foto, cioè, hanno messo una foto di questo amico mio, che stava sto Paciolla, e agito Paciolla, e un signore che stava in diretta, si pensava che io ha detto, ma perché hai detto Paciolla? Chi lo magno mi chiama Paciolla? Ah no, perché io pensavo che stai parlando di mio nipote. Ah, poi si fuori la visto che era chiamato in diretta. Senza che ma chi spascime da sabato hanno potuto, vabbè. Manuel, se poi sta giocando Italia-Romania. Aspetta, un attimo, fammi passo sta giocando Italia-Romania sta a maffa una figura contro i rumeni, io sta vedendo 0, ma come si fa? Sono proprio case che non si gioca. Veramente l'Italia purtroppo è proprio in discesa, perché purtroppo non ci stanno più i giocatori italiani, cioè ci sono, ma il livello è sceso molto, purtroppo da quando ci stanno tutti questi stranieri nei campionati, purtroppo le nazionali poco poco non sanno andare a pigliare, se io non lo so, però per esempio non hanno fatto i razzismi, figuratevi, perché anzi a me cazzo me ne fotte, no? Però prima quando ero piccolino io per esempio era un mazzo di 3 stranieri in una squadra, quindi la nazionale italiana era forte perché vabbè, poi c'è il discorso dei vivai, no? Che si crescevano i giocatori nei vivai, oggi si fa però per esempio poche squadre hanno quei vivai belli che si crescono i giocatori. Oggi i giocatori si tende comunque a seccare tabella e fatta, no? Non c'è più che la pazienza si crescere in una struttura, vabbè, comunque tutto il discorso calcistico che non vogliamo uscire a Waller. Lorenzo Calò, hai mai incontrato qualche calciatore? Io ho incontrato Ciro Capuano, ex difensore Catania, oggi in forza alla Kragas e Fabiano Santa Croce. Alla festa di un mio amico Stevie Vannu Pampasusa, io con i miei amici siamo fatti una foto. Ora mi chiedo se qualcuno di questi ti riconosce, forse qualcuno che gioca in promozione Campania. No, sì, sicuramente ci incontrato a qualcuno, ma non mi ricordo chi nella mia vita ho potuto incontrare come calciatore, ma tu hai incontrato due calciatori, ma veramente due case carute, scusami se te lo dico, no, tranne il Pampa, ovviamente, che tutti lo ricordiamo, Pampa Sosa, poi forse l'ho proprio incontrato qualche volta, Pampa Sosa, oppure proprio poco tempo fa incontrammo uno che correva a Via Napoli, che era tale e quale proprio a Pampa Sosa, cioè noi non fermiamo perché poi sai che si corre, e potevamo dire, quei Pampa, sai che so, a me mi piace, quei Pampa, non lo so, a meno che mi chiama Maradona, però tutto serissimo, uguale, ci somigliava, poi non mai capito serissimo, no. Alicmo Bassone, eccolo qua ragazzi, eccola qua la prima sua sceneggiatura della serata, ore 21:53, vediamo. Carlinorro si chiama, che secondo me adesso sotto il Zorro, vediamo. Carlinorro, o Carnacuttare spagnolo, Roberto, scusate, ho sbagliato a leggere. Allora, o Carnacuttare spagnolo Robertinho Carlineros, di notte, piglia un mantello blu, una mutanda gialla targata MD, coppo cazzone, ecco una bust in sbarazzina, che vi ricordo sono un pazzotto di pavesina, in capo, con una busta e sbarazzina in capo, e con una spada più perata, is combatterà i conatisti. Vabbè, questo è comunque un pazzotto di Zorro, credo di aver capito, Cardinorro. Gianni Omega, io ho incontrato ad Alto Mare, ma non penso che Fabrizio lo conosca, assolutamente non lo conosco, non so chi sia questo Alto Mare. Els, volevo sapere che ne pensavi del fatto del giubileo e consigliare l'uno, hai paura? Poi sinceramente io sarò pure, non so, cioè, ma io no, non tengo paura proprio di niente, pure perché secondo me sarà proprio l'ultima proprio a città Rumun, fammi fare una razza di palle, perché poi mamma non riuscivo a dare chissà, ma secondo me questi canali lo giocare proprio difficile, nonostante Napoli sia una città che secondo me ci vuole niente a fare una cosa, però secondo me proprio Napoli non è, cioè questi qua, non so, da quello che sento nella televisione pare che vanno colpi sempre le città proprio, sai, simbolo, no, dei paesi, quindi diciamo che quando noi siamo Napoli e tutto questo, comunque sempre Roma, Milano, sono queste città abbastanza simboli, diciamo, tra virgolette, no, d'Italia, ecco. Quindi no, non mi preoccupo, non mi preoccupo. Boh, rimane su binario, in umano, cose belle e buone, no,
Spero di no. Il Giubileo inizia l'8 dicembre ed è un evento che si tiene a Roma di tipo cristiano. Sì, lo so, credo Giubileo. Ringrazio per avermelo detto, lo so. Sì, là qualcosa uno sa da sta cosa, però io spero proprio no, perché che cazzo. Cioè, io penso che certo, questi qua mi fanno paura perché ha già capito che si vogliono fare così fan, però spero di no, spero di no. Allora, Vale Catanzaro, comunque, Ciro, abbassa lo schermo del computer, non ti vediamo bene, hai ragione, speriamo che avere l'inquadratura perché a volte non mi rendo conto. Ecco qua, oggi mi dovesse vedere un poco meglio, poco poco, perché finché mi accattasci la telecamera, avete ragione. Allora, giustamente stava spiegando che cos'è il giubileo umano, perché Vale Catanzaro aveva detto qualcuno per favore potrebbe spiegarmi in cosa consiste il giubileo. Certo, non l'ha capito anche in cosa consiste, però so cos'è più o meno, cioè, sacci che è un evento cristiano, ecco, per non ha capito anche Cre. Vincenzo Riola, ce lo saluto a me, disse che se no non dormo tranquillo, grande Vincenzo, ad Cook, tranquillamente. Vincenzo Lucia, stai ancora qua, Vincenzo, ti dà una festa, a me fa piacere che sta qua. Vincenzo Lucia, a Catena di Siepe ha detto che ci saranno delle manifestazioni del Giubileo anche a Napoli. E che se non sapevo. Ernesto Esposito, Cero, mi saluti, ciao Ernesto. Va che poca rete, eccolo qua. Alessio Enigma, giovedì Rocky 3, infatti non vedo loro che sto riseguendo per l'ennesima volta tutta la saga di Rocky. Anche il 3 è quello che meno mi piace di tutti, però comunque nonostante per me sembrano buchini film, alle ore 21 aspetta, allora, giovedì Rocky 3 alle ore 21 e 5 Rai 3. Clubberlang contro lo stallone italiano, no? Che sono capito? Sta Rocky 5 e Rai 3, cioè, cazzi iscritti, su, giovedì Rocky 3 alle ore 21 alle ore 21 e 5 Rai 3, scusa, era capito un cazzo panato, vabbè, si giovedì Rocky 3 alle ore 21 e 5 a Rai 3, però è difficile da leggere, se vedi tutti i cazzi i numeri che in grip e quindi perciò mi sono ingrippato. Vabbè, andiamo avanti. Uh, Lorenzo Calò, noi che siamo MDiani veraci, sapevi che all'Ipercoppa di Palermo vendevano i limoni dal Sudafrica? E sanno perché la Sicilia coltiva tanti limoni. Questo, tra l'altro, ha suscitato i malumori di siciliani e altri meridionali. Cosa ne pensi? A me mi fai morire tu perché c'hai sempre c'hai sempre domande che sono strane, però che cazzo, che sono domande che dici, ma che cazzo mi fotte limoni? Uno potrebbe pensare, invece no, che cazzo, perché sono anche curiosità tue, che tu dici, fammi ricercare che pensi, non so, diciamo che mi passa ancora, però curiosa come cocchi, poi quando la gente sa cosa ci sono, che cazzo c'è, l'immuno veramente ten, cioè in Sicilia, limoni, come si chiamano, arance, robe, sono cose che si chiamano veramente a rete da capo, cioè veramente, anzi io vidi, a proposito che si chiamano a rete da capo, ve lo giuro, vidi una trasmissione dove praticamente faceva vedere che in Sicilia, non so dove, comunque sia una guerra delle arance, cioè praticamente questo paese, questo popolo, popolo, chiamiamolo questo paese tipo come c'ha pianura, no? Cioè ogni anno c'è questa tradizione che si fa questa guerra delle arance, cioè questi qua fanno proprio le guerre, si chiamano proprio un faccio veramente, infatti siamo con le armature, cioè, perché poi si sciaccavano, ma gente che ascevo chi ne i sangue, cose proprio così, cioè che no, i sangue no, però chi ne mulignana, cosa, facciamo questa guerra delle arance, che mo se non mi sbaglio, la facevano a nord questa guerra delle arance, però come si chiama, le arance venivano dalla Sicilia, quindi mi fa strano questo fatto di limone che bene lo Sudafrica, anche perché lo Sudafrica non è che sta a Reduica, sì, oddio, sta pure a Seborturno che sembrerebbe Sudafrica, ma lo Sudafrica sta proprio a sud, proprio l'Africa, mo è proprio lontano, quindi magari cioè, noi ci rimasti limone, ci conviene, boh, comunque, boh. Poi esprimersi, non so, allora, cagami cazzo, cioè non rivedremo mai scherzi come fare pagare lo scontrino di un altro alla gente sul tuo canale. E poi ci pensa di rifare anche degli scherzi e cose. Non lo so, per la verità, perché è stato un periodo quello degli scherzi. Per quanto però tutto può succedere, nel senso che a me mi piace i scherzi, cioè, anche se però mo siamo improntati a fare di cose, no? Quindi, però perché no? Antonio Varricchio, Fabrizio, puoi salutare la mia famiglia? Come no? Varricchio Antonio, sì, me lo ricordo perché tu stavi anche l'altra volta e mi dicesti questa cosa della tua famiglia, mi fa piacere che la tua famiglia sta là, anche se da un lato mi dispiace che io hagi detto le parole fino a 10 minuti fa, che proprio mi scuserà la tua famiglia, mi scuso io, anche se non mi perdonerà la tua famiglia, però io sono fatta così, io sono molto volgare nel mio modo di esprimermi
è proprio perché mi sfogo, no? Dicendo le parolacce mi sfogo e poi mi rendo conto di chi ci sta dall'altro lato, quindi è come se parlasse soli, lo sai, magari se stessi veramente una famiglia tu non dire tutte queste parolacce che mi mettesse un po' in imbarazzo, no? Però essendo che è in vega, allora mi sfogo e dico le parole. Comunque saluto la famiglia Varricchio e poi ci sta... Ah, Manu S, hai mai pensato di fare un fuck time dove rispondere alle domande che ti fanno su Facebook o delle sfide che ti proponi oppure delle challenge sul canale? Ma voglio, su fatto di fuck time, già la ci tocco voi. Allora, per esempio, facendo la live, no? È come se fosse un fuck time, solo che non è registrato, anzi è in diretta, quindi io la vedo un poco inutile, no? A fare un fuck time, cazzo faccio a fare? Lo faccio mo, fai una domanda in modo rispondo, no? Voglio dire, quindi cazzo faccio a fare su fuck time? E, il challenge ne manca mi è venuto tanto, non è che ho tanta voglia di fare le cose, perché si mi propone qualcuno, e senza che ci chiamo uno e dico fa una challenge, cioè, cazzo pure che la faccia la challenge, però non è proprio la tipologia di video che a me mi fa proprio impazzire, no? Come Salvatore Cozzolino, poi a tutti cielo, ma non leggi mai i miei commenti, dai, che la mia prima live, Salvatore Cozzolino, io un uomo due mi ricordo come si fosse, non lo so, perché ti tengo coppa a Facebook, non lo so. Comunque la mia prima live, perché la settimana scorsa non ho potuto seguire la live per colpa di YouTube e della prof inglese che aveva messo il compito di mercoledì. No, io leggo i comment, Salvatore, però devi sapere che a volte non li vedo proprio, non li vedo perché o vanno veloci qua sul cursore, che se ne fuggono, quindi è il primo che vedo e quindi lo leggo, quindi non devi la colore se non li leggo, ma è perché è remoto che vedo, quindi non è per chissà che cosa. Vincenzo Riola, c'ero finalmente stasera mi potrò godere la diretta dopo che Lucazzi e i compiti latini. Sì, mi ricordo che la fu compiti latini da oggi, ma purtroppo a scuola da Citto, un mese di novembre è un mese secondo me proprio infame, pure perché sai uno che sa ci professori pensa che si fanno i festi di Natale quindi mi sciattiamo proprio a capo a novembre e poi facciamo pigliare di 15-20 giorni di feste, quindi credo che sia un periodo molto duro per quanto riguarda lo studio e mi dispiace perché veramente non vorrei stare nei vostri panni. Alessio Enigma, c'è uno che ne pensa della morte di Miki in Rocky 3, è commovente. In Rocky 2 il film dice che Rocky se combatte diventa cieco, ma la trama del 2 dell'occhio non viene rispettata nei film successivi. Chi si chiama l'hit a Facebook, Alessio. E infatti è vero, perché poi ci ha già riflettuto, è vero che in Rui soprattutto, sai, dicono Rocky non può combattere perché sennò chi la diventa scioccato, fate fare amici ci lo pacco belle po' e si non vede proprio. Ed effettivamente a Rob si saranno scassato qualche fa sta cosa e non hanno rispettato più la trama. Però mi ha fatto una curiosità, infatti dicevo, quando vedo Rocky 3, cioè da Rocky 3 in poi, ma ha già notato questa cosa perché veramente diciamo non l'avevo mai notata. Stefano Massimo, alta competizione delle pubblicità, non ne hai qualcuna fra le mani? No, io tenevo qualcuno fra le mani, però Pagis l'ha fatto più o meno, l'ha fatto qualcuno e quindi mi è passato un genio. Però la voglio, con cada pubblicità la voglio veramente fare, non la faccio per questione di tempo, ma si tengono pochi tempo, mi piacerebbe fare qualche altro video di pubblicità. Gianni Omega, ad Ivrea fanno la battaglia dell'arancia. Ah, ad Ivrea, bravo, forse hai ragione, perché Ivrea sta al nord, credo. Mi pare che sta un po' di stronzato, ma aeroposto tra Piemonte oppure non lo so, no, Liguria, non lo so, vabbè comunque più o meno sì, comunque è a nord questa battaglia arancia, è vero, si dice si da prima a Google sicuramente. Cagame cazzo, c'è uno che ne pensa del film Creed che sta per uscire sul figlio da Apollo con Rocky come allenatore, pensa era un bel film, non lo so. Però ricordati questo film, io ti posso dire ricordati questo film che poi tu capirai perché ti sto dicendo questa cosa. Comunque Cagame cazzo questa sera è molto attivo nelle domande, fa piacere oltre alle chiamate, lo vedo anche abbastanza attivo. Marianna io dice Fabio salutami adesso che tu dico scusami Marianna hai ragione forse perché ti avevo letto prima ma non mi ricordo che mi avevi salutami comunque ti ho salutato Marianna scusami. Vincenzo grazie se c'ero non fa casare per una volta salutami mi dici ma saluto appena leggo commento a mo tempo lo leggere anzi mo vado indietro perché veramente capita vedi che salto le i commenti ecco. Domenico Iaderoso vabbè hai visto il video su Facebook il video parodia di Lisis e Tonino mi ha fatto pare assai oggi sì pure io lo vedevo che scorre però morivo perché mi fa strano ma oggi visto ma ci ha fatto poco derusato veramente perché proprio sto Tonino che sembra Tonino Tonino 1 Els a quanti anni hai perso la verginità cazzo di domanda? Con 15 anni cioè 15 anni e mezzo. Allora, Ivrea sta in Piemonte, a Giuzzicate, a meno male, cioè, si dicendo indeciso fra
Piemonte e Liguria, ma Liguria no, perché Liguria c'è sta Genova, Imperia, Sanremo, c'è sta Occata città, Savona, però i non ci sta. Manu S, ce l'ho, ha segnato l'Italia in questo momento finalmente, 1-1, chi ha segnato fammi sapere, ma sono convinto che ha segnato per lei, non lo so perché, ma so che... Stefano Masi, esperienza che Bulletto, no, che la luce è partita. Sì, esperienza che, cioè una domanda, esperienza che Bulletto. No, io che Bulletto io molto raramente, pure perché qualche volta ha giocato, perde, back and free, e non venga mai, ecco, un buco cazzo ci regali i soldi a un coso, si cacca fuori, non è cosa mia, nonostante qui in questa città Napoli si giocano Bulletto tutto quanto, cioè proprio pure le creature proprio come nascono, già sono appunto snai a giocare le bolle, ma io voglio, non è proprio una cosa che il bot ma è un genio, il bot ma è pure, però difficilmente. C'ero, Vale Canzà, c'ero l'MD, qui da me vendono delle focacce, patate e rosmarino o tipo pizza che sono alla fine del mondo, addirittura, cioè fanno pure pizza all'MD, questa è totalmente nuova come cosa, pure perché sto cercando di capire, ma come fanno a fare cioè scusami, c'è stato ci faccio su panettiere, non lo so, credo ci sia il panettiere, perché forse no, come fanno si pizza, Alessio Enigma, cioè, non ti dimentica della sorpresa, mo inizia a dicembre. Sì, no, è che la sorpresa là io non me la dimentico. Trimma che fa una varie cose, ma dopo ti passeremo a fare quella cosa che ti ho detto io a te, e quindi non te lo può. Andrea Parecchio, Fabio, cosa ne pensi delle persone che ti criticano? Ho detto, ti critica. Devi dire a me difficilmente mi criticano, pure perché non cerco sempre di non... ma che cazzo mi critica a me? Cioè, ma così mi può criticare, per carità, può dire con qualche parola, può dire su strumbo, puoi dire tante cose, effettivamente. Però sinceramente a me mi dicono, cioè, sì, no, difficilmente mi si critica e quindi cioè, a chi si cade, cioè sicuramente capita qualcuno però che ogni tanto dice qualcosa, ma secondo me succede perché non mi conosce, ecco questo voglio dire, perché a volte può capitare che uno scrive una cosa, scrive un'altra, allora sai, uno magari ti dice ma tu, ma come, però perché non ti conosce, allora perché sa cosa pensa, no? Che tu hai detto oppure no. Pacos, suocero a casa Caruso, stai zumbando sempre come mai, ma Pacos assolutamente non essere malizioso, che non è, molto sto leggendo e molto ti sto rispondendo, non c'ho nulla contro di te. Caga mio cazzo, c'è una curiosità, ma qual è la tua pizza preferita? Qui a Modena ci visto una margherita che costa per 6 euro, è normale. Azza, stai a Modena, caga mio cazzo, sicuramente tu me l'avrai già detto che sei a Modena, però è parecchio che non scrivevi, quindi non mi ricordo. Comunque la mia pizza preferita, sinceramente, sì, la margherita, e poi mi piace molto la bianca col salame, proprio a me mi fa morire la bianca col salame c'è proprio buono, cioè, ma regre proprio quando me la mangio, ma regre. Però 6 euro non è normale, una pizza, ma tu sei a Modena, effettivamente là non è come Napoli, ma non Modena, proprio cioè, nel senso che io penso che solo a Napoli, credo che attualmente tu accatta una pizza a 3 euro, così credo io, perché tutte le volte che pure sono chiuso a Milano, a Roma, non sai, ho caduto cazzi, paese, comunque la pizza non costa mai 3 euro, sarà perché qua comunque si ma patria della pizza, però 3 euro accattiamo solo la pizza. Antonio Mennillo, buonasera, scusate per il ritardo. Grazie Antonio, ma stai affugando per salvare, per leggere più che altro, ma figurati, ti scusiamo, sei perdonatissima, grande Antonia. Vale Canzaro, no, c'è il panettiere, ecco, ho fatto la pizza in dalle medie. Praticamente c'è uno scaffale con i nomi di varie panetterie e c'è sia il pane che le focacce. Allora quindi fanno il pane fresco, là credo di penso, no? All'MD dove stai tu fanno proprio il pane fresco, questa è una bella cosa, proprio che a Basciadumi non c'è, a Basciadumi l'MD normale, ci sta manco un cazzo, là c'è sta cioè prima si pure una salumeria che non era dell'MD, però pure l'hanno chiusa e quindi è solo supermercato, non ci sta tutte queste cose qua, non ci sta manco fruttaiolo, in qualche altro MD invece ci stava fruttaiolo, e quindi puoi fare una spesa completa, a noi invece è a due fruttaiolo e all'MD e a due là. Lorenzo Gallo, dal mio intenso studio del latino ho pensato ad un accento sociale. Invece di chiedere ai passanti per 20 minuti lo prendereste in culo, chiederei, la mangerebbe mai una satira? Anticamente la satira era un piatto di frutta e verdura mischiate
offerto agli dei, ha trasformato una cosa noiosa in cosa che fa pariare. No, è sempre, effettivamente è sempre noiosa come cosa, nonostante tu la... ma sì, perché poi dici, no, uno la mangerebbe una satira, chi è un massimo poi dice, ma cazzo stai dicendo? Ti potrei dire che la satira non è, si può solo creare satira, vabbè, però penso di sì. Manu, se domanda seria, preferisci la pizza surgelata delle sue razze, meno male che era seria, preferisci la pizza surgelata del supermercato o quella calda appena uscita dal forno? Mai ti posso mai rispondere che preferisci la pizza surgelata? A parte che non la mangio mai mangiare. No, no, forse sì, qualche volta, ma sono mangia la pizza surgelata. Fammi pensare in quale occasione, però, perché non ne va sta a Napoli, perché effettivamente non dovevo stare qua a Napoli, ma forse si va a Londra, può essere una pizza surgelata a Londra, oppure mi ricordare sì, ma la ci mangia di solito, poi mangia te lo mangi pure a merda, come su cioè in zona mi mangio anche cose a così, però è una domanda che penso che si pare. Gina Campana, tranquilli, anche in Molise la pizza sta 6 euro. Tu sei in Molise, Gina, io queste sono cose che magari voi mi avete, tu mi hit a Facebook, però non mi sfugge, no? Non mi ricordo. Comunque 6 euro di pizza pure Molise, è veramente vergognoso, eh. Ma forse che magari sta viene a Napoli, cioè, come se arrivasse a Napoli la pizza, allora ci faccio pagare e benzina, ma vabbè, Pacos, ti voglio bene. Ah, frate, ti ridico tutte le domande qui. Uno, cosa pensi dell'ISIS? Due, a Roma hanno il giubileo, come fosse un gilet, no? A Napoli perché non inventiamo il casacaduttesimo, credo che lo inventeremo. Ma l'ISIS magari già pensavo, ma io sono gente che non sanno proprio cagare, quindi non è che penso che tutti quanti la pensiamo così, credo. Ah, come fa? Allora, Vale Catanzaro, no, Fabri, ho detto che non c'è il panettiere, ma c'è solo lo scaffale con i nomi delle panetterie dalle quali l'MD si rifornisce. E c'è pure il reparto frutta sia secca che fresca. Ah, quindi ci sta solo cim, stufato che si vede il pizza, ma non c'è la panetteria. Io pensavo che c'era la panetteria, mi ha fatto un film in capo che facevano il pane caldo addirittura proprio, e facevano pure i pizzi perché ogni tanto uscivano pure le pizze. No, vabbè, oggi pensavo, però c'è sta un fruttaiolo che c'è un qualcosa. E Manu, la pizza surgelata delle Verdi secondo me è buona perché secondo me hanno un pizzaiolo doc az. Non penso che manca che l'MD è buono, sinceramente non so manco se ce l'abbia. Forse sì, perché sarà sicuramente le specialità di nonno Beppe, perché sanno Beppe, la figura si fa mancare pure di fare la pizza. Giovigio, buonasera Fabio, tutto bene? Hai cambiato look di capelli? Se sì, stai proprio bene un bacio. No, ti dico la verità, no, cioè nel senso che non so, c'è mica capito come cazzo sono loro, cioè alla fine non mi faccio poi mi butto in mano per capo, quindi boh, no, ma su taglia di capelli, però non lo so, non so guardare in dago. Se sembrano più acconciatillo, va, alla fine, ma è solo un caso. Comunque ti ringrazio, hai detto cazzo buono, ma non sono i miei capelli soliti, di solito mi iniziano un po' più. Stefano Masi, ecco la domanda che avevo in riservo per te. Raccontaci qualche episodio che hai avuto con i vigili Maro e non li posso raccontare perché non più. Hai detto di averne infiniti, hai già aspettato una sma, ecco, ti ricordavi, no? Ma hai avuto episodi che i vigili non sapevano proprio idea. Ma veramente potresti scrivere un libro, io e i vigili, questo è il titolo, perché ha avuto polizia, carabinieri, cioè io ho avuto cose, guarda, che meglio che non ci penso che siamo, fa proprio un frego, e quindi, ma proprio l'altro giorno si pensava a questa cosa, no? Perché, proprio magari, perché tanto passo, dice, successe che praticamente una guaglione in coppa a Facebook mi mandò il significato di pezzotto, che è una cosa che io uso sempre, no? Perché scrivo pubblichi pezzotto in coppa a Facebook, però effettivamente mi disse, Fabio, tu sai che significa pezzotto? E in chat sì, lo so, però non è che ti saprei spiegare bene l'etimologia della parola. E praticamente c'è chiesto a uno che poi si chiama Enrico Durazzo, no? È uno che, cioè quello che non so se conosci, comunque gestisce Napoli Mania, che lui fa magliette, tutte le frasi su Napoli, cose, una persona molto preparata, no? Su Napoli e su napoletano, e ci spiega praticamente cosa significa pezzotto. E praticamente pezzotto, o di chi a voi, ma molto sto dicendo, light kiss, che praticamente pezzotto deriva dal fatto che i motorini, quando si arrobano i motorini, no? Tu dovete sapere che i motorini hanno, e poi dopo capirete perché sto dicendo su fatto, no? I motorini hanno sotto al telaio un numero di matricola. Ma quando tu sai robo motorino, no? Tu puoi, come si dice, puoi arrivare a quel motorino dal numero di matricola. Allora i matricola che fanno? Tagliano su pezzo che sta in titolare, no? Tagliano su piccolo pezzo e ci mettono un numero di matricola, no? È come questo pezzotto, ve l'ho spiegato molto così a capi Waller.
più o meno è questo il processo. E da lì deriva la parola, che poi sai, essendo che poi motorino fosse, diciamo, fava, zarrubate, vabbè, da qui poi il termine diciamo, si è dato a tutte le cose pozzutuate, alla fine, poi spiega anche agli auto, però più o meno ci siamo capiti, credo, e io faccio la parentesi, mi scordo che già dice, per esempio. Ho fatto, ho fatto i vigili, ecco. Allora una volta a me, no? Quando sempre portavi ci facciamo le pizze all'epoca, mi comprai un motorino perché mi si ruppe il motorino mio, che poi l'avventura, il motorino che teneva, no, mi chiudeva da lui, allora praticamente si ruppe il motorino, ma accattai un motorino, muccattai di fretta e furia, perché poi giustamente dovevo lavorare, non potevo aspettare chissà quale motorino mi aveva accattato, mi aveva accattato il primo motorino che mi capitava per le mani, che era un grande buchino, masta mia, che pulis, vabbè, chi non voleva una mano, però vabbè, comunque c'è attaccata della tua pista, cazzo, meccanica, come accattasse motorino. Comunque feci 2 mesi con questo motorino, tutto a posto, no free, ucessero, comunque, buttavo via. Comunque, poi io non mi fermai nella polizia, i vigili, sì, senza caci. E praticamente mi fecero questo controllo. Chi lui chissà pareva che era arrestata a Provenzano, era arrestata a Totoro in Sapo. O si creò cioè, un solo andrevo qua. Cioè, se si mise a fare i controlli, che chissà che ci pensavano che eri, no? Che sono sempre stato un pesce via da botte, non so perché quel giorno sembrava Totorina per questi vigili, no? Ma c'erano controlli di tutti i generi. In pratica è una controllata addirittura il numero di matricola del tutto al telaio del motorino, cioè è una cosa assurda che di solito non fanno mai. Mo chi tiene un motorino sta snetto lo sa, perché di solito controllano i documenti, controllano all'assicurazione, la patente, queste cose qua. A me comunque non sai se ne fanno figli una bucchina che si già passo scudasse, faccio veramente perché è stata una persona che poi non vi dico una latrina proprio, uno proprio come andrò a controllare il numero della matricola. Ma io che a me potuto controllare pure il culo, che a me me lo fotteva perché come se apposta a uscire cazzo me lo fotteva. Con questo numero la matricola era un po' cancellato un numeretto, cioè tipo un 6 che erano 8, o un 8 che erano 6, non mi ricordo, o un 9 che erano 8, non mi ricordo. Comunque poi sono grippati, cioè no, ma chi se so, è rubato, poi, come sequestrano un motorino. Mi sequestrano un motorino, mucca a chi da morte, hai fatto che puttana pizza mi serviva. Ma sequestrano un motorino e comunque alla fine, poi mi facette giustamente causa, perché il diciamo, ma ti hai rubato moto, io mi hai rubato moto di sputo, non fai porti e pizza, moto, cioè questo si poteva pensare. Comunque fecero le indagini, tutto quello, comunque passano 3 anni, passano 3 anni, bucca a chi da morte, io poi mucca a te il motorino, perché non poteva aspettare 3 anni, comunque alla fine ebbi ragione io, perché da quella grande bucchina, la mamma lo vigila lo stamo, quello grande bucchina, praticamente non era, cioè, non era successo che lui 9, o erano 9, non erano 8 alla fine, era che lo bucchino vigile che si avevano grippati che la sera in culo la mente bucchina la mamma da volta. E quindi a me comunque alla fine ebbi ragione io. Poi il motorino è più che sono frascitati, perché poi questi motorini vanno su una non mi ricordo da quando, cioè tipo un garage, un sacciaro cazzo all'aperto e quindi piove, tutto vento, tutto quello che è la grandine, tutta la maronna e quindi alla fine il motorino si infrascida, quindi il motorino si infrascida, io mi metto a più che poi mi sciasse, non volevo pure pigliare, la frascida è buona, però poi io online, io no, ma perché devi avere questo documento, io certo che mangi sciassa, la pigliata che lui, cioè, veramente già sciso proprio la salute è successo, i motorini, anzi, ci manca là, ce la metto che oramai si sarà fatto un cesso. E comunque se è la prima avventura di vigile, per far capire, avevo ragione, vinsi la causa, e quindi che se l'avventura che se è una delle tante, la già stasera perché a si pensano la giorno, come si è fatto un cozzotto. Giustamente Emanuele Canori ci si ma lui vicino foot, giustamente, no, ma scusa se apro queste parentesi, comunque sì perché me l'hanno domandato, ecco, date la colpa a Stefano Masi che mi ha fatto raccontare questa cosa. Allora, sì, Stefano Masi giustamente diceva, ma quanti male parole, sì, ma io la già dice perché poi da un fatto mi colpisce proprio nei sentimenti sta cosa, che a me mi fa troppo in frega, cioè, ho avuto delle storie di ingiustizia io, un po' per carità, sempre cose piccole, fortunatamente, però veramente certe ingiustizie con che vigili con la polizia, guarda, incredibili, anche se i ponti diventavano avremmo che fosse un esempio, sai, a cab, sbirri infame, ma passa anche un cazzo, potete fare il cazzo me ne fotta, si figli in la vita mia ci capisce, ci fortuna qui si no?
io sta essere uno proprio dei primi che si fa tipo a cab, cose. Invece no, sono uno che anzi, per carità, mi fa pure piacere quando fanno, cioè, il poliziotto fa il suo lavoro, fa pure piacere, mi fa purista, no? Fanno bucchini, cioè un facciamo il lavoro che non è fa. Però è mo venite a caguzza a me perché poi sputo, non fa questo voglio dire. Comunque, Manu S, nuova careta, voglio a pigliare tutte le domande che tutti i commenti che avete fatto, che siano zombie comment. C'è una domanda che riguarda YouTube. Hai mai pensato di farti una partnership o di avvicinarti alla Too Much TV facendo diventare la tua passione un lavoro? Manu, ma secondo te tenga la partnership di YouTube? Sono 3 anni che tenga la partnership di YouTube. E comunque Match TV e tengo carti. Ho detto proprio, ce li ho qua, perché praticamente, a parte che non è che tu sta forza, anzi, Too Much TV è solo un sito che praticamente lavora con i YouTubers, ma se tu sei partnership di YouTube non hai bisogno di diventa un lavoro, cioè può diventare un lavoro YouTube nonostante tu non stia con Too Much TV, che tenga a capo perché sto dicendo, perché una volta copiarono il mio video per 20 milioni di euro, prendessi in culo, lo misero sul loro sito senza il mio permesso, quindi ci ho detto voglio ma che cazzo va di chiamata in capo, io ho visto, e non mi piacque perché poi sai io tanti volte quando mi sono appiccicato qualcuno per via di queste cose a roba si mi asciuta educazione, perché io sono sempre stato educato, poi verità così di che parlo, però quando scrivo più o meno cerco di essere sempre molto educato, molto tranquillo, cioè dico per esempio come mai avete messo il video, cose, e non mi cerco di essere poco. Allora si capo quando ci spostano allora perché io sono stato così educato e tu fai la casa caruta con me, allora mo vi faccio palazzo crollato, perché qualche cosa devi reagire a questo. E quindi la Vallera del Web, no, sta chissà, sta c'è una casa caruta, mo lo teorico, mi stai deludendo perché da un paio di là che sembra che saltimi numerosi commenti e mi sto offendendo, comunque volevo dire 2 cose. Allora, prima che sto offendendo che tenga a sputare in danno e ci fine la casa tua perché non sto saltando nessuno dei tuoi commenti, che non li leggo, non è proprio colpa mia, cioè né è vero né posso leggere, quindi non è che io ti voglio subare perché mi senti, perché non è vero, quindi non è questo, quindi non da offendere proprio perché ti trovo un cazzotto in capo. Comunque volevo dirti 2 cose, che l'altro giorno a Canale 98 c'è stata una mia comparsa, sì, l'ho visto infatti, e tu hai capito pure chi sono in poi. Io poi la seconda cosa che volevo dirti è una domanda, ma se una persona si taglia il pesce muore, io perciò poi si a casa caduti. Infine la mia firma, no, infatti noi quando stiamo facendo questa trasmissione, dovremmo commentato in Coppa WhatsApp, ma non potevamo leggere il nome, però penso che tu hai capito che l'avevamo visto. Gina Lungo, buonasera, potresti chiedere un risarcimento danni per quello che ti è successo? No, ma io, vabbè, sta pure per lo mezzo, io mezzo il lavoro, e comunque se guardi su una razza in me, no, ma io non so così, io non faccio mai di un'erba un fascio, mai, nonostante io abbia avuto delle esperienze veramente negative, sia con i vigili, con i carabinieri, io non ho mai parlato male perché non riesco mai a generalizzare, mai. Mo che c'ho a Napoli a parlare male, cioè qua sempre si parla male dei carabinieri, la polizia qua, basta che tu dici parla male dei carabinieri e tu quando parleranno male dei carabinieri, cioè difficilmente chi ti dice qualcosa dice no, però è perché è così, ci sta un po' questo odio e così che io comprendo, però non voglio mai generalizzare perché non è vero, perché ci sono un po' bravissime persone che ci appare mesi la vita, carabinieri molto educati, quando pure ti chiedono i documenti per fare i controlli, sempre persone molto educate, ti danno del lei, nonostante tu sia una casa caruto, loro ti danno del lei, quindi poi stanno di casa caruto invece che ci stanno, ecco. Però purtroppo è così, è come se tu pigli casa, c'è un panettiere che è una casa caruto, ma ti dico panettiere perché prima stai parlando di panettiere, e piglio panettiere che invece è molto educato, buonasera come sta, posso, così frate, ci stanno i panettieri che sono una latrina, i panettieri che sono buoni, i carabinieri che sono una luto e i carabinieri che sono buoni, questa è la vita, non è che sono i carabinieri, i poliziotti e il resto. Io non mi piace di generalizzare, non generalizzo mai perché non è così. Allora, Mario Oliva, grande Fabrizio, un gran grattacielo scoppiato, un sciuliano coppia all'occhio, grande Mario Oliva, mi fa molto piacere il tuo ritorno nelle live dopo un paio di settimane di assenza, e quindi torniamo a scivolare insieme col tuo olio, Maria Oliva. Allora, Manu S, un'altra domanda riguarda YouTube, cosa pensi dei gamer che aumentano sempre di più sul tubo di gente che fa sempre gli stessi gameplay non trovando niente di innovativo? Allora, io ti dico una cosa, io se fossi, fammi piacere perché mi sto allora, io dico una cosa, io che penso dei gameplay? Allora, all'inizio quando sono usciti tutti questi gameplay, a gente magari non si è capito niente, perché poi non si è capito niente, è stata un'ondata, no? Sti gameplay, cioè, alla fine ci hanno proprio
a chi faceva i video normali, così, tra virgolette, cioè, hanno preso proprio tutto lo spazio, cioè hanno la mezza proprio, tra virgolette. E che potevo pensare all'inizio, dicevo, ma che però poi posso dire una cosa, se questi qua hanno tutto questo pubblico, no? Che si guarda questi video, che si caga pazzine a non lo so cosa, allora uno si interroga e dice, scusate, ma chi si canna fa? Chi si va, sanno mesi vicino al computer a pazziare, la gente guarda, loro giustamente continuano perché hanno il seguito, ma perché non hanno continuato? Per me hanno continuato. Poco a me non mi piacciono perché io soggettivamente a me, vorrei a te, che stai quando vicino PlayStation, passa manca poco cazzo, perché i poveri che a me mi passa manca poco, perché difficilmente a me, meno che tu mi fai proprio ridere a me, ma ancora devo trovare questo genio della risata, questo totò della risata quando mi vengono video, non lo so, voglio, io ci sto stufato i giri, perché, cioè, ma posso già la cheat, no? Io non è che l'ho visto, cioè che mio nipote, ma no perché a me cazzo me lo cioè io posso pure avere come sono così, però mio nipote se lo vede, no? Allora per esempio vado su Biccaino e sul vicino computer e sta mio nipote là vicino al suo computer. Io mo sento a Kiss, no? Che parla, ecco. E oggi c'è la verità, è a su Favij, no? Quando l'ho sentito in qualche intervista, quando l'ho sentito in... ma parlo di Favij perché penso che sia il numero uno dei gamers, no? A livello perlomeno di visite, sti cose, si fatta così, poi non lo so se effettivamente è il più bravo, però credo che sia uno comunque dei più bravi, penso, no? In circolazione. E quando l'ha visto nelle interviste, nelle cose, sai, tipo Mo che stia presentando i film, ecco, mi è parso un ragazzo molto simpatico a me personalmente, cioè mi piaceva lui come rispondeva, mi piaceva, nonostante la sua età, era molto, molto bravo, molto umile, mi piaceva come rispondeva. Quando invece lo sento che sto avendo nipote, ma fa sai non sangue in capo, perché dico, ma chi sta a lucco solamente, dice solo male parole, dice ma pure tu, sì pure io, però non a lucco, dico solo male parole, però non grido. Cioè, dici, ma come cazzo fa chissà a tenere saggi? Allora dico, io non mi piglio con loro, che fanno i giochi, che fanno i perché chissà che ne fa. Io mi piglio con chi cazzo si guarda, perché dico, vabbè, chi a meno che non gli piace, io non so, io comunque non riesco a capire questo mondo dei gamers, non ci posso fare, non lo riesco a capire. Poi sì, no, c'è un mondo comunque di questi qua, io non riesco a capire. Allora, andiamo a leggere, scusate, oggi ho zumbato veramente un sacco di commenti. Pacos, ma guardate a me, ma guardate a me e non a Favi, Favi a tuo nipote i video del grande casa caduta Pacos. Ma Pacos sì, per carità, poi sarei pure simpatico, non lo so. A me è il... non è che uno non mi è simpatico chi fa, a me è proprio come si chiama, format, cioè chi che gioco, non lo so, non mi ha mai fatto ridere a me, ma è un fatto mio, personale a me, cioè, a me mi fanno ridere cose assurde, quindi magari non rido per queste qua, poi magari non si deve manco ridere per i video di gameplay, magari sono video che ti tengono compagnia, ti piace sentire la voce kill, ti piace il gioco, ti piace che ti svela magari un trucco del gioco che tu non sapevi, magari è questo, non si tratta di video comici, magari mi sto sbagliando a priori, non so, che magari è questo. Giovi Giù, Fabrizio Pigiama grigio è il top, grigio topo è il top. Effettivamente lo vedremo spesso in queste live perché fa freddo, mamma ci metto il pigiama, non riesco più a stare a maglietta. Stefano Masi, vogliamo parlare quando in quelle macchinette delle merendine si blocca e non esce il prodotto, a cominciano spallate e capì, no, non hai capito questo fatto. Quando ho letto questa cosa mi sono immaginato, ah no, non so se lo stai dicendo in generale, perché io aggiungo pure brutte esperienze con le cose di merendine. Ne aggiungo uno proprio, guarda, ma l'ultima è stata prima di andare a Ibiza a Roma, si va a Roma per pigliare l'aereo, e sul pigliare non so cosa, comunque si incatasse proprio in tassa che c'è, non si è un treno, e si incatasse sta cosa che costava pure euro, mucca, chi destra vecchia, e si incatasse, e non comunque un figlio cazzo la pigliare, cioè non so cosa, ma rimane tutto un danno, cioè proprio mi rimase proprio. Allora vado dietro perché veramente ho saltato tantissimi commenti. A cagame cazzo, sì, Alessio, però la saga è andata avanti per insegnare a Cerone come pigliare i cazzotti senza dire basta. Forse stiamo parlando di Rocky. Miki Conte, stasera si trova gli acchioni. Boh, che già fa, ce l'ho fatta, vabbè, che schifo, chissà da Frank, vabbè. Stat 3 si chiama. Cero, ti devi comprare qualcosa per trasmettere con una qualità video maggiore e fai più video in giro per la città. Sicuramente mi devo comprare qualcosa per trasmettere con una qualità video maggiore, ma penso che ti stai riferendo
a questa live, perché su questo ti do ragione, ma a livello di video no, perché a livello di video io non li giro io, voi sapete, oramai li giro questo amico mio che si chiama Vincenzo, che ha una telecamera che costa 2.000 euro, voglio dire, qui non è cioè, una bella qualità, di una scimmia qualità, se proprio vogliamo parlare, non questa che faccio io da casa, perché tengo un computer che UCS, la webcam UCS, ma quei video che facciamo a livello di lavoro così, sono di buona qualità, penso. Manu S, ce lo accetteresti un video con i fancazzisti anonimi o i di show? Ma io glielo propose ai di show all'epoca di fare un video con noi, non mi hanno cagato proprio. Quindi si è snascito. Pagos, Palazzo Fra. Come funziona con le partnership? Se ti scocci qua, dimmi su Facebook che mi può servire, ma ti spiego qua tranquillamente. Con la partnership, allora, ora, sinceramente sono un po' arretrato, però perché io potevo parlare con me un paio di anni fa, ti potevo rispondere bene, però io penso che oggigiorno, almeno fino a un anno fa, 2 anni fa era così, comunque ti accettavano, cioè nel senso che tu chiedi la partnership a YouTube e te la dovrebbe accettare, perché prima era un fatto più di numeri, invece oggigiorno YouTube ha capito che è una stronzata, che dice, ma mica perché YouTube ci guadagna su queste cose qua, ci guadagni pure tu, ci guadagna pure chi fa i video, ma ci guadagna di più YouTube, quindi alla fine YouTube è interessato se tu si interessa ad avere la partnership. Poi, comunque caso diciamo a Facebook che veramente poi però non lo so, tu non ce l'hai la partnership, penso che oggi hanno veramente pure all'MD la partnership, si va all'MD e diciamo pure la partnership YouTube te la dovrebbero dare, così era fino a un paio di anni fa. Morena Cappi, lo saluto, ma come qua, ma va a cucca. Ciao Morena, buonanotte e ti saluto così da qua. Els, c'era mi capite niente, l'MD sta partecipando ai bombardamenti nei paesi arabi per combattere l'ISIS e sta bombardando con i super Sandro. Mi fai ridere un po' a sto fatto, anche se non si dovrebbe ridere su queste cose che sono abbastanza serie. No, abbastanza, senza abbastanza. Pagos, il grande Vincenzo Casa Caruzzi, bravissimo, grande Vincenzo. Ah, ma tu Pagos, si pasca ma tu sci la grande Casa Caruzzi, tipo, nel capire tu. Comunque, cagami un cazzo. Cero, ma se tu fossi vittima di un esperimento sociale dei The Show, visto che non ti hanno pensato per la collaborazione, come reagiresti? Stai allo scherzo, chiedi spiegazioni o gli chiamano un cazzotto? Ma non lo so, dipende dallo scherzo, sinceramente. No, ma io comunque sono molto sportivo, nel senso che a me il voto penso, dico, ma se facessi uno scherzo a me come... Ma io, vabbè, poi dipende dallo scherzo, per cazzo che potuto fare cagare sotto e muore direttamente, però no, di solito sarei sportivo, perché tu ti faccio, infatti scherzi, no, sarebbe il colmo che io non... Ma di solito sono proprio sportivo di mio, no? A me mi piglio mai gol, difficilmente mi piglio gol. A meno che mi mutta a merda in faccia, per dire, no? Cose così impossibili. Speriamo. Allora, Vale Catazzaro, sta arrivando Natale. Ti piace il Natale? In casa tua hanno già montato l'albero caruto? Sì, sta arrivando Natale. Ti piace il Natale? Un Natale mi piace e nello stesso tempo mi mette un po' di tristezza, ma penso che a tutti noi, forse, non lo so, a me mi piace e mi mette un po' di tristezza. Questo è il Natale per me. Poi non lo so a voi. No, l'albero ancora no, perché a me ci montiamo proprio quando finisce Natale, cioè siamo un po' questi fatti originali. Pacos, sì, come mai mi vedi più serio oggi? No, non era capito tu, Pacos, non era collegato che eri Pasquale Mattucci, ero io che leggevo Pacos e mi immaginavo un'altra persona, poi maggi capito tu e quindi ho incominciato a immaginare te che cosa. Vabbè. Lorenzo Calotti, è mai capitato di pestare un pezzo di Lego con i piedi scalzi? Che dolore, eh? Allora Fine ha pubblicato un articolo in cui hanno inventato delle pantofole sottili ma con tante imbottiture per proteggere i piedi e non sentire dolore. Ma sì, perché esiste, effettivamente questo è è un argomento abbastanza leggero, però vero, perché a volte ci stanno i pantofole, che ho avuto anche io, molto leggere, che per quanto siano comode, perché tu cammini con la pianta del piede per terra, quindi è molto comoda, come chi cazzo cammina con i pantofoli, però sì, belle butvano, ma per chi tiene figli, oppure chi è proprio una casa caruta che tiene costruzione terra, non so chi, ma a meno che non tu tieni figli, non so perché dovessi avere queste costruzioni a terra, si va a finire con peraco per fare proprio male. Invece per esempio tengo certi papusci non proprio Garibaldi, qui sono molto su papusci quasi anti-infortunistica, tengono una bella sola sotto, no? Molto dura, quindi sia scamazzano un Lego, sinceramente lo rompo. Invece stanno certi papusci che mi rendo conto Daniele Antonio Antignano, no?
mi sta chiamando, ma chi fosse evidentemente su cui fa salutare, quindi lo saluto. Stat 3 e chiedi la sta partnership, fai più video, fai video quotidiani, crea più canale, parlare con diversi contenuti, vlog, prank, chess. Addirittura scritto no, io già tengo la partnership se non hai capito questa cosa qua. Daniele Antonio Antignano, ti saluto ma non mi chiama più perché sennò ti cancello direttamente la coppa a Facebook e quindi non mi puoi chiamare nemmeno più. E niente, voglio. Purtroppo allora, ecco qua. Sono 22:35, a 5 minuti finiamo perché mi ci fanno un grande caffè. Pacos, ma come non c'è nessuno, sono la prima casa del mondo, supera anche Gallino, chi è più casa che messe trucco. No, ci volevo vedere un attimo una cosa qua. Non mi sapevo quello purtroppo, ogni tanto me ne scengo proprio dal divano. Però, ma si parla del fine a più grande casa caduta e l'umanità o tenga in grande. Sì, sinceramente è molto casa caduta e l'umanità no, non credo, però è una grande casa caduta molto pure per me, lo penso pure io, non l'hai mai sopportato, a me è mai stato simpatico, cioè più che altro è anche simpatico secondo me come per suo forse, però quando fu simpatico a me non mi è simpatico, se lui vorrebbe fare simpatico che poi fondamentalmente non è. Ers, c'era comunque un video sulla bacheca di Luque, quello che fa i disegni e tu fai la parte dell'insegnante, mi ha fatto morire, quella parrucca si una casa che lo dice fravoca. Sì, facendo un video con ci sia Puris, un video era Felo Pazzo, credo sia per forza, perché là ci siamo conosciuti. Sì, la scuola è importante di Raffaele Pazzo, era quello che... Manu S, cosa ne pensi del bombardamento in Francia? Secondo te è finito tutto ciò? No, pensi di no, penso che a me è cominciato, no, credo, perlomeno i bombardamenti, cioè perché mo sto prendendo dal giornale e vedo che cioè, non bombardano più, logica che stanno bombardando tuttora. Non lo meglio l'IVA, che ne pensi di quelli compatti che vanno sempre in palio? Fascellone, e quindi è molto difficile che in vaga palestra è molto Davide Daniele, buonasera, ma pure tu quando hai sentito la dichiarazione